Presentato ufficialmente al Castello Chiaramonte di Favara il progetto della Comunità Europea Maracanda, ovvero Mediterranean Historical Markets. Scopo dell'iniziativa: incentivare lo sviluppo nelle grigie città degli orti urbani, colture che oltre ad essere l'immagine stessa del territorio, offrono anche opportunità di scambi interculturali tra i popoli e interazioni commerciali con l'insediamento in loco di mercati con la vendita di prodotti rigorosamente biologici a chilometri zero. In Maracanda, il comune di Favara è partner insieme ad altre importanti città europee quali Firenze, Genova, Barcellona e Beirut. Nel progetto, ciascuna delle città partner gestisce in modo proprio lo svolgimento delle idee. Fattore che unisce però è l'esperienza mediterranea con la grande tradizione dei mercati arabi che sono ancora oggi il centro nevralgico degli scambi culturali, sociali ed economici. A Favara, Maracanda trova la sua naturale collocazione nella valle degli orti del Vallone Cicchillo. Nella sala del Collare del Castello Chiaramonte di Favara oggi la presentazione delle manifestazioni in programma. Alla presenza delle autorità politiche, il dirigente comunale dell'Ufficio Europa Giacomo Sorce ha introdotto al pubblico il responsabile nazionale del progetto Maracanda Paolo Parrini e Luca Carra dell'associazione ambientalista Italia Nostra, che ha illustrato ai presenti esperienze maturate dalla sua associazione nel progetto Gli Orti Urbani in Italia. La rivalutazione di questo, quindi grazie al progetto Hortus, al progetto Maracanda, porterà dei vantaggi sia economici che turistici per quanto riguarda la città di Favara? Ma sì, sicuramente sì, intanto perché noi avremo l'opportunità di far veicolare nel nostro paese cittadini che vengono da delle diverse parti della nostra provincia, ma anche da fuori dalla provincia, perché è un progetto ambizioso questo che guarda molto lontano. Tra l'altro Favara è una città che si vuole candidare in una politica di nuovo turismo che possa valorizzare le bellezze artistiche e paesaggistiche di cui dispone la nostra città a partire dal Castello Chiaramonte, ma non solo, da Hortus, appunto come dicevamo prima, da Curtiglio di Sette Curtigli, da Rocca di Rocca Stefano e poi dalla Villa Romana. Hortus con Maracanda e gli orti urbani hanno previsto una riqualificazione di una vasta area dove soprattutto oltre a questa riqualificazione di un posto che era divenuto ormai abbandonato ha fatto rinascere soprattutto il bisogno e il sentimento di necessità per tanti privati di ricoltivare i propri orti. Ma il progetto ci è piaciuto subito in quanto è molto innovativo ed è bello questa cosa di legare gli orti a un mercato, cioè far tornare l'agricoltura in città e privilegiare queste forme di rete. Italia Nostra da sempre è molto interessata agli orti urbani, non solo per questo aspetto della sostenibilità alimentare, ma anche perché gli orti urbani sono un elemento di qualità del paesaggio urbano e aiutano a riqualificarlo, a riqualificare il verde pubblico. È una delle tante funzioni dei parchi, dei giardini, del verde pubblico delle città. Quindi siamo molto contenti di aver potuto fare questa sorta di partnership fra Italia Nostra e il Comune di Favara. Stiamo maturando il passaggio a Favara di Maracanda intanto. Questo progetto comunitario che è stato finanziato da ENPI CBC, che è un programma europeo per il Mediterraneo, Firenze è capofila, e abbiamo Genova, Libano, che sono alcuni delegati, sono qui stamattina. Il valore di questo progetto ci ha indotti a pensare a far nascere a Favara il mercatino del contadino nell'ambito del grande parco urbano. Favara partecipa al progetto Maracanda. Sì, è vero, anche Favara partecipa a questo progetto che è un progetto di ambito mediterraneo che parte dall'Italia, attraversa la Francia, la Spagna e poi attraverso l'Egitto, il Libano e la Grecia, torna in Sicilia e che coinvolge tutta la sponda sud del Mediterraneo con un'idea, quella di integrare la valorizzazione dei mercati come luogo di ritrovo, come il luogo identitario dei centri storici con la valorizzazione dei prodotti tipici. Suggestive le installazioni artistiche curate dalla Facoltà di Architettura di Palermo, presenti nella corte del Palazzo Medievale. Spazio quest'ultimo impreziosito anche dalle piante curate dai ragazzi dell'Anvas di Favara. Le iniziative di Maracanda proseguono nel pomeriggio con la rassegna Arte e Orti promossa dalla Farm Cultural Park del notaio Andrea Bartoli.
A seguire la sottoscrizione del protocollo d'intesa tra il Comune di Favara e l'Associazione Italia Nostra ed una cena in serata al Giardino della Colimbetra di Agrigento. Domani sabato alle ore 9:30 nella Valle degli Orti si inaugura il mercatino del contadino, a seguire nel ristrutturato ex mattatoio comunale la Lectio Magistralis dell'urbanista Italo Rota. Gli appuntamenti si chiudono alle ore 21:30 al cortile Bendivegna con l'iniziativa Food e Design Contorni e dintorni.